Oggi siamo a Sardara e siamo qui per la seconda volta, ci eravamo già stati a febbraio. Oggi la bellissima festa di Santa Maria Acquas, tantissima gente, un'organizzazione veramente coi fiocchi che ha coinvolto il comune, la Proloco, il comitato che ha organizzato questa festa e anche la provincia del Medio Campinano, quindi veramente delle grandi e importanti collaborazioni per mettere su veramente tutta questa gente. Documenteremo tutto questo per voi, c'è tantissima gente alle mie spalle come potete vedere, speriamo di fare ancora una volta un servizio gradito per voi che ci seguite da casa, allora seguiteci. Bene, in compagnia di Daniele Tatti, presidente della Proloco del comune di Sardara. Per noi è un piacere essere qui di nuovo per la seconda volta. Ci eravamo stati anche in febbraio dove proprio Daniele Tatti ci fu guida e cicerone in quell'occasione e potremmo scoprire un paesino, anzi un bel paese, in bella salute. Scoprimmo che il centro storico era stato ristrutturato mantenendone intatto la sua bellezza e il suo fascino e tantissime altre cose. E quindi quando siamo stati richiamati, quindi riconfermati per documentare una importante manifestazione come quella di questi giorni, per noi è stato un motivo sinceramente di grande orgoglio e soddisfazione. Daniele, fatto questo piccolo preambolo, ma mi sembrava veramente doveroso, eccoci qui per la festa di Santa Maria Acquas, qui a Sardara. Sono 4 giorni dove succederanno delle cose veramente interessanti. Allora, oggi si celebra la festa di Santa Maria Acquas, che è la festa principale di Sardara, nonché patrona della diocesi di Ales. La festa si svolge sempre il penultimo lunedì del mese di settembre, quindi in un periodo a cavallo tra l'estate e l'autunno. Questa particolare ricorrenza innanzitutto richiama migliaia e migliaia di persone da tutto il circondario, ma anche provenienti dalla provincia di Oristano, dalla provincia di Nuoro, nonché l'occasione per la rimpatriata di numerosi emigrati proprio di Sardara, proprio per devozione nei confronti di Santa Maria Acquas. La festa si svolge dal sabato in cui si trasla la Santa dalla parrocchia Beata Vergine Assunta di Sardara fino all'area termale dove è presente il santuario di Santa Maria Acquas. Per questa processione il comitato organizzatore che collabora insieme alla Proloco è stata praticamente organizzata una processione in cui la Santa verrà accompagnata da ben 17 gruppi folk che provengono sia dal Medio Campidano ma anche dalla Marmilla, ovviamente da quei paesi che appartengono proprio alla diocesi di Ales. Quindi la devozione nei confronti della Santa viene comunque riconosciuta non solo dai sardaresi ma anche un po' da tutto il circondario. Senti Daniele, come i giovani di Sardara, sappiamo che ce ne sono ancora molti, partecipano, sono coinvolti, capiscono l'importanza di questa tradizione oppure sono piuttosto freddi o disinteressati? Devo dire che è una medaglia a due facce, perché ci sono comunque i giovani che sono interessati, perché comunque la festa di Santa Maria Acquas non ha solamente l'aspetto religioso, ma c'è molto importante anche un aspetto civile, che quelli sono i 4 giorni di festeggiamenti che si hanno giù alle terme. Ovviamente i giovani pensano, maggiormente a divertirsi, infatti lì nell'area delle terme c'è proprio la possibilità di divertirsi, anche perché sono presenti diverse strutture per poter mangiare in compagnia, diverse possibilità anche di svago.
Per quanto riguarda invece l'organizzazione della festa, diciamo che per ora i giovani sono relativamente pochi, però non si, si spera che comunque in futuro si possano coinvolgere molto più giovani. Daniele, una festa come questa, che coinvolge così tante persone e dove sono presenti tantissime persone, immagino che richieda uno sforzo organizzativo, insomma, non indifferente. Sì, lo sforzo è sicuramente è una mole di lavoro molto grande. Diciamo, la parte organizzativa viene affidata al comitato organizzatore, che quest'anno è presieduto da Alma Caddeo, al quale vanno come dire, i miei ringraziamenti. Noi come Proloco supportiamo il comitato in tutte quelle che sono le procedure burocratiche, mentre c'è ovviamente l'aiuto e il patrocinio del comune per quello che riguarda l'organizzazione sia qui a Sardara che nell'area termale. Molto importante quest'anno è anche un contributo da parte della provincia per quella che è l'organizzazione sia della fiera dell'agroalimentare sia della terza rassegna dei gruppi forti, che sono appunto i gruppi che poi accompagnano la Santa nella processione. Ancora una volta mi sembra di poter dire che quel vecchio proverbio popolare, l'unione fa la forza, funziona davvero. Ma diciamo che la collaborazione è sempre sinonimo anche di buona riuscita di quelli che sono i festeggiamenti, quindi i progetti che magari si intendono portare avanti. Devo ricordare anche che quest'anno abbiamo avuto l'onore di inserire la festa di Santa Maria Acqua nei grandi eventi ad interesse turistico, il calendario predato dall'assessorato al turismo. Questa direi che è una grandissima soddisfazione. Il primo anno che succede questo? È il secondo anno. Già nel 2005 la Regione Sardegna aveva deliberato di inserire questa festa nei grandi eventi ad interesse turistico, a grande interesse turistico, quindi una valenza regionale per questa festa. È un bel segnale di crescita. È un bel segnale di crescita, sì. Daniele, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità, anche perché noi oggi, grazie anche alla nostra telecamera, portiamo a conoscenza a livello regionale di questa manifestazione importante. Mi fa piacere che abbiate voluto nuovamente le telecamere di Grandi City Event. Per noi, come ho detto all'inizio della nostra intervista, è veramente un piacere e motivo di orgoglio. E allora andiamo insieme a documentare quella che è la festa di Santa Maria Acqua qui a Sardara, e salutiamo Daniele Tatti, presidente della Proloco. My death, oh, keen, tear deep, Giorgio Zucca, sindaco di Sardara. Nel nostro primo appuntamento a Sardara a febbraio noi avevamo avuto modo di intervistarlo perché era un giorno in cui era particolarmente impegnato e non riuscimmo, ma oggi siamo finalmente riusciti a trovarlo armato del suo tricolore. Oggi è una festa importante, è l'inizio di 4 giorni di festa
che vede coinvolta nell'organizzazione il comune prima di tutto, la Prolocco, il comitato organizzatore della festa. Abbiamo saputo dalla presidente della Prolocco Tatti Daniele anche un aiuto da parte della provincia, ma soprattutto tanto impegno. Sì, certamente questi tre organismi che lei ha già citato, Prolocco, Comitato e Comune, con l'ausilio anche della provincia, hanno dato un forte contributo a questa festa che sta sempre crescendo e mi auguro possa diventare sempre più un punto di riferimento per tutta l'isola, perché quest'anno abbiamo avuto modo anche di allestire la fiera dell'agroalimentare e dell'artigianato, che sicuramente sarà un veicolo promozionale per quello che riguarda la tipicità dei nostri prodotti e sarà un punto di riferimento per i nostri produttori e per i nostri diciamo agricoltori soprattutto, che in questo momento stanno vivendo un po' la sofferenza che tutta l'isola ha in questo settore, soprattutto in agricoltura. Ecco. Sembra giusto dare voce anche ai cittadini di Sardara. Abbiamo trovato qui Alberto che gentilmente si è reso disponibile per una brevissima intervista. Ora Alberto, tantissima gente, una gran bella festa almeno ai nostri occhi. Che cosa ne pensi? Senz'altro è una bella festa. È una festa che prende partecipi non solo i sardaresi, ma anche Terralba, Ales. Ho visto Arbus, Guspini, gruppi folk. Sì, perché partecipano numerosi da molti paesi. Allora Alberto, c'è di che essere contenti. Noi siamo già stati qui a febbraio a Sardara, abbiamo scoperto un comune molto attivo, un comune che ha fatto anche delle belle ristrutturazioni nel paese e oggi scopriamo questa festa così ben organizzata. Allora vi facciamo veramente i complimenti. Grazie a voi. Ciao Alberto. Ciao.
presenti a questa manifestazione anche i gruppi folk di Terralba, ne abbiamo contati addirittura 3. Il vostro si chiama Suppinnadeddu. Ecco, che cos'è Suppinnadeddu? La Suppinnadeddu è questo amuleto che serviva per tenere il malocchio lontano dai bambini, insomma, dai bambini un po' da tutti. Quanti siete nel gruppo folk? E siamo 20-25, dipende dalle uscite. È bello vedere coinvolto anche i paesi della vostra zona, voi non siete del Medio Campilano. No, infatti siamo in Marmiglia. Terralbese, il Terralbese. Bene, mi sembra che si tratti di una bella manifestazione, ho visto tantissima gente, una bella organizzazione, ho visto coinvolti anche molti comuni della Sardegna. Sì, è vero, siamo molti gruppi, 16 gruppi ci hanno detto. 16. Tra l'altro sappiamo che l'organizzazione di Sardara ha previsto per tutti voi una grande cena giù al ristorante. Ora noi vi lasciamo andare piano piano verso giù. Ok, grazie, buon appetito. Anche a voi buon proseguimento, ciao. Grazie, ciao. Coinvolti numerosi comuni, numerosi gruppi folk in questa festa a Sardara, abbiamo scoperto anche il gruppo folk di Samassi. Molto caratteristica del vostro costume è la presenza di questo bastone. Vogliamo sapere qualcosa di più da Valentino. Il gruppo nasce nel 2002 da gruppi di Samassi, da giovani di Samassi, e abbiamo fatto questo gruppo folk. Quanti siete numericamente? Sui 54. Partecipate a numerose sagre? Sì. Naturalmente non può mancare anche quella di Sant'Effisio. Certo, Sant'Effisio, il Redentore, la sagra a Sassari. Bene, e oggi qui a Sardara. Bene, vi auguro un buon proseguimento, so che ora per voi c'è un momento di ristoro, di pausa, e allora buon proseguimento. Grazie anche a voi. Marcello, il giovane titolare del ristorante Monreale, che per il terzo anno consecutivo offre a tutti i gruppi folk che partecipano alla festa di Santa Maria Acquas la cena, e che cena tra l'altro. Che dobbiamo dirti? Complimenti per questo grandissimo impegno. Grazie, saluto tutti i telespettatori. Noi, questa è una cosa che ci sentiamo di fare per la nostra Santa Maria Acquas, e ci fa piacere che questa cosa vada bene. Ormai è il terzo anno che viene fatta questa manifestazione e penso che tutti i cittadini faccia piacere questa cosa. Sì, ho sentito, ho intervistato anche i partecipanti dei gruppi folk eccetera, ed erano molto contenti di questa iniziativa, che gli venisse data l'opportunità di mangiare qualcosa di molto buono, tra l'altro dopo aver camminato per un bel po'.
In effetti anche fare queste sfilate penso sia molto impegnativo, io non le ho mai fatte, non lo so, però credo che stare in piedi tutta la sera per chilometri e chilometri, l'organismo ha anche bisogno di qualcosa di buono e di gustoso. Senti Marcello, noi facciamo i complimenti perché il tuo contributo per la riuscita di questa festa è fondamentale, perché sei stato segnalato dal presidente della Proloco che ci teneva e ci tiene molto che tu venissi intervistato. Ringraziatelo tanto da parte nostra, Sarà fa piacere, grazie. Allora, noi lasciamo Marcello perché qui fuori ci sono centinaia di persone, l'abbiamo sottratto un attimo ai suoi doveri che si è autoimposto in qualche maniera. Allora grazie ancora e buon proseguimento. Grazie a voi e buona serata. Terza rassegna gruppi folk medio campidano. Applausi. Grazie per aver preso parte a questa terza rassegna con tante difficoltà che voi tutti conoscete perché ne abbiamo parlato nei nostri incontri precedenti. Ci auguriamo che possa succedere la quarta. E diciamo grazie anche al bel tempo. Has decided to leave me. I don't know why, I don't know, I don't. And my boss students said to me you're out. I don't know why, I don't know, I don't. Walking down the street where the sun is shining bright. Feel I went upon my head, what the hell? Heavy clouds and sky, my umbrella doesn't work, I don't really believe. Abbiamo seguito questa processione, questa manifestazione dall'inizio sino alla conclusione almeno di questa giornata. Senza dubbio si può parlare di una gran bella riuscita. Ma senza dubbio sì, è stata riuscitissima la manifestazione perché c'è stato l'impegno soprattutto della Proloco Comune e il comitato che ha organizzato tutta la festa, ma soprattutto c'è stata grande partecipazione del paese, una grande partecipazione dei gruppi folk e quindi questa festa sicuramente sarà destinata a uno scenario molto più ampio, sicuramente avrà risonanza anche al di fuori della Sardegna. Ma noi questo ce lo auguriamo, anche perché il nostro programma è Grandi si diventa, quindi a noi piace sempre venire a sottolineare quelle cose che sottolineano un momento di crescita, di miglioramento. Quello che voglio sottolineare ulteriormente è la grande passione che ho trovato come forza animatrice per quanto riguarda la Proloco, il comune, il comitato, ma anche i giovani che sono rimasti coinvolti in questa organizzazione. Sì, la passione è tanta, però io voglio indirizzare la questione sulla devozione. Lei avrà potuto notare la devozione della gente. Questo ci spinge a indirizzare lo sforzo su determinati obiettivi che sono attualmente ci stiamo indirizzando a concedere un terreno alla diocesi per poter costruire un nuovo santuario che sicuramente porterà quel turismo religioso che ha fatto la fortuna di tante località nel resto d'Italia, quindi questa sicuramente è una carta da giocare e non da trascurare. Quindi anche questo per creare probabilmente anche nuove opportunità di impiego e quindi bloccare il decremento demografico che io mi sforzo sempre di far passare come messaggio, come una delle grandi piaghe dei piccoli centri della Sardegna. Ma sicuramente creerà un indotto importantissimo perché il turismo religioso sappiamo benissimo cosa succede nel resto d'Italia e anche all'estero e questo porterà lavoro, porterà occupazione. Sindaco, prima di concludere la nostra intervista, lei ha telecamere spente, perché è una persona che ha anche dei profondi sentimenti, io lo posso testimoniare perché è tanti anni che la conosco, voleva ricordare una persona e allora ricordiamola.
Sì, voglio ricordare una persona, gli voglio fare tanti auguri di pronta guarigione, una persona che nel 95 con il sottoscritto ebbe l'idea della sagra dell'artigianato, la fiera dell'artigianato e dell'agroalimentare. E oggi vediamo che sta andando veramente forte e sarà sicuramente la parte più importante della festa, oltre naturalmente quella religiosa. Ci sarà la fiera dell'agroalimentare e dell'artigianato che darà anche questa grande sollievo ai produttori di tutto il Campidano, insomma. Sindaco, noi la ringraziamo per il suo impegno, la ringraziamo a nome del comune di Sardara, ma non solo, della Sardegna tutta, perché vedere che qui nel Medio Campidano comunque, come in altre regioni, parti della Sardegna, ho visto sottolineato con la mia telecamera, dire che alle immagini non si può dire no, non è così, le immagini riportano la realtà. Abbiamo scoperto una provincia molto attiva e questo è il nostro secondo impegno con Sardara, quindi porteremo in vetrina per adesso regionale quella che è stata la vostra riuscitissima festa in questa occasione. Sicuramente torneremo qui una terza volta, torneremo qui in occasione del 13 di ottobre, quando ci sarà la conclusione della trilogia organizzata tra Sirius, Norbello e Sardara, un'altra bella manifestazione, ancora a sottolineare la grande dinamicità, energia ed efficienza di questo comune. Io vi ringrazio tanto della vostra disponibilità perché veramente mettete in luce le ricchezze di questo paese e di tutto il territorio. Quindi cosa posso dire? Speriamo sempre in meglio, sia dal punto di vista festaiolo, ma soprattutto dal punto di vista economico e occupazionale per tutto il paese. Grazie Sindaco Giorgio Zucca, Sindaco di Sardara. What do you think about your magical, magical, magical night? You don't free your power, you don't know your soul. You know what I mean, you know what I want. Don't be afraid, my beautiful flower. It's so magical, it's so beautiful. You say, don't need anybody. I know your dreams. How do you know, I wanna be a lover. You come to me. I will lead you. Bene, finalmente in compagnia della signora Alma Caddeo, presidente del comitato che organizza la festa di Santa Maria Acquas, abbiamo testimoniato con la nostra telecamera la straordinaria riuscita di questa festa, perché noi stessi siamo rimasti meravigliati in senso estremamente positivo della bellezza di questa festa. Sono molto contenta perché dietro questa festa c'è il sacrificio e il lavoro di tantissime persone, da quelli del comitato che lavorano quasi tutto l'anno per la riuscita di tutto, perché ci dobbiamo occupare sia dal lato della processione, della festa poi in piazza e quindi poi la ricerca dei soldi e grazie a Dio la popolazione risponde sempre con molta passione, molto impegno. Sì, anche facendo sacrifici, perché Santa Maria Acquas è la festa, da quest'anno è la copatrona del paese, però è sempre stata considerata la festa principale, anche se la patrona rimane la Beata Vergine Assunta. Però Santa Maria Acquas è il simbolo del paese, la festa di tutto il circondario, quindi dei paesi vicini. Senta, io ho notato una cosa. È una festa religiosa, principalmente una festa religiosa, poi si sposa con tante attività ludiche, ricreative, tantissime bancarelle, le giostre, la festa, la musica, i balli, eccetera. Ecco, ma il messaggio religioso, ecco, che vuole passare, lei saprebbe spiegarlo ai nostri telespettatori? Il messaggio è la Madonna delle Acque, a cui la gente si rivolge nei momenti in cui ha bisogno di aiuto e
diciamo che ci sono stati anche dei piccoli miracoli, gente che ha avuto degli incidenti e nel momento della disgrazia si è rivolta alla Madonna e si è salvata. Quindi ci sono gli ex voto nella chiesa il santuario, che è il santuario diocesano. Quindi queste sono cose importanti e che vanno sottolineate e soprattutto vanno portate a conoscenza. Allora, signora Alma, sappiamo che la preparazione di questa festa dura mesi, voi siete probabilmente anche un po' stanchi e soprattutto oggi pensate che abbiamo cercato di intervistare la signora Alma Caddeo 5 ore fa più o meno e in quel momento era letteralmente sommersa tra gruppi folk che erano 16, ognuno composto da circa 30 persone, tantissime altre cose che fare, e ci ha detto: guardate, appena avrò un minuto libero potrò essere intervistata. Beh, sono passate più di 5 ore, quindi lei veramente oggi non si è risparmiata. No, da stamattina, cioè i giorni precedenti, fra autorizzazioni, cioè, coordinare tutto, ma non solo io, perché sono anche tutti quelli del comitato che hanno collaborato. Facciamo un po' di tutto, dalla manovalanza al lavoro più di concetto, però tutti collaboriamo e chiaramente per questa festa non ci risparmiamo. Bene, allora noi la salutiamo, la ringraziamo per aver innanzitutto finalmente concesso un'intervista, ma non perché lei vuol fare la star, ma perché era molto impegnata, per questa la bella riuscita di questa festa. Io sono cagliaritano, mi rivolgo in questo momento soprattutto ai miei amici cagliaritani, li invito veramente a prendere la macchina e a raggiungere Sardara per godersi questa festa veramente bellissima in un ambiente sereno, tranquillo, appena a 50 km da Cagliari, perché ne vale veramente la pena, ma naturalmente il mio invito si estende a tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento. Signora Alma, la ringrazio e buon proseguimento di serata. Ringrazio voi per la pazienza di avermi aspettato per questo. Guardi che un'altra volta non l'aspetto, Arrivederci. Arrivederci. I can't stop the way I feel, and you do don't seem real. Won't you ever set me free? You're sweating around, killing me. She drives me crazy, like no one else. She drives me crazy, I can't tell myself. I can't get any rest. People say I'm obsessed. Well, I knew was true. Mi trovo qui circondato dalla bella gioventù di Sardara. Dopo aver testimoniato questa bellissima manifestazione fin dalle prime ore del pomeriggio, siamo ormai arrivati alla conclusione. Ma pensate, quello che mi ha colpito tantissimo è che qui ci sono oltre 2 chilometri di bancarelle, di esposizioni, e ci sono altri 2 chilometri anche dall'altra parte, cioè quasi 4 chilometri di espositori. Quindi è una cosa veramente, probabilmente unica qui in Sardegna. Io ammetto di aver colmato la mia ignoranza, non sapevo che fosse una cosa veramente così bella. Quindi vi invito a venire, assolutamente a venire a Sardara quando c'è la festa di Santa Maria Acquas. Vi saluto insieme agli amici di Sardara. Ora tutti in coro per TCS, un bel ciao al mio 3, pronti? 1, 2, 3. Ciao!